Buonasera a tutti, tanto mi sentivate anche la voce viva senza nessun problema. Abbiamo finito il corso, sono stati da lunedì a venerdì, per cui 5 giorni intensi, sono stati molto attenti, molto bravi ragazzi a mantenere la concentrazione. Sentirete i risultati, ma c'è da dire, chi non sapesse, che i pezzi che faremo questa sera li abbiamo studiati esattamente in questi 5 giorni, non di più. Avviso, ogni cellulare che verrà preso nel momento in cui suona verrà messo nel saxofono del professore del posto e risuonerà fortissimo, per cui andrà completamente in frantumi. Non suono manco. No, ma che non mi chiama nessuno. Spegnete i cellulari, silenziateli se non volete farne a meno, ma non devono esserci né vibrazioni né sonoro, tanto meno sonoro. Dicevamo, questi brani che sentite questa sera sono stati imparati nei 5 giorni di questo corso. Di conseguenza abbiamo fatto studiare ai ragazzi sia un brano singolo, sia brani d'ensemble per sezioni, diciamo così, solo flauti, solo chitarre, ensemble misti, c'è un violino, 2 chitarre, 4 violini, sia solistici, e ognuno ha preparato dei brani durante questi 5 giorni. Oltre a questo abbiamo anche preparato 4 brani d'orchestra, per cui li abbiamo messi insieme e li abbiamo fatti suonare. Imparare a suonare con gli altri non è essenziale, oltre è educativo, si impara moltissimo a suonare in orchestra, ognuno col suo livello di possibilità ovviamente, perché abbiamo livelli vari, abbiamo anche degli allievi che hanno iniziato questo corso senza aver mai suonato, perché hanno voluto provare a vedere cosa succedeva. Insomma, siamo arrivati alla fine. Siamo ancora lì. Ok, ci siamo tutti, sì. Vi presento il professor Raffaele Esposto di Italiano Sassofono. La professoressa Carlone di chitarra. Il professor Giovanni Sardo, violino. Il Salvatore Scarlata, che si è messo nella corrente della porta perché non riesce a fare il ma credo che sia per l'aria che arriva. Comunque abbiamo anche un condizionatore che potremmo anche alzare in qualche grado, tutto sommato. E poi ci sono io che ho, diciamo così, il corso di pianoforte. Direi che potremmo, c'è uno streaming in corso messo sul gruppo degli allievi, speriamo che funzioni tutto. E inserire un po' solisti per lascio la parola. Questo corso è stato organizzato grazie a una collaborazione che va avanti da anni tra l'Istituto Comprensivo di Alassio, grazie alla sua dirigente Sabina Poggio, col patrocinio del comune di Alassio comunque, assessorato alle politiche scolastiche, che è quello preposto alla nostra scuola, e in collaborazione con un'associazione di Imperi che già conoscete, che è Fantamusica, di cui abbiamo il presidente presente, che è Giovanni Sardo. Oggi ha anticipato, quindi ringraziamenti doverosi naturalmente alla preside per averci concesso i bellissimi locali che effettivamente in questi giorni avere una scuola con l'aria condizionata, insomma, abbastanza ha salvato la vita a noi e a tutti gli allievi con degli spazi super attrezzati come vedete, quindi abbiamo una grande fortuna. Il comune che comunque patrocina sempre le iniziative, l'associazione Fantamusica sostanzialmente appunto le sedi a Imperia e anche qui a Lassio
come dire, è tra virgolette il braccio armato poi di quello che vogliono i professori e i dirigenti, sostanzialmente, come dire, crea le condizioni, come dire, burocratiche perché si possa fare queste cose. E invece io sono ben contento di ringraziare i colleghi perché, come potete immaginare, è stata sicuramente una grande fatica e dico che non è finita perché non è finita, finisce ancora tutta la sera. Quindi però ringrazio davvero i colleghi perché insomma invece di andare tutti al mare dopo gli esami siamo qui che facciamo lezioni, quindi un grande applauso, l'abbiamo già fatto singolarmente, ma direi l'ultimo ringraziamento, poi lascio la professoressa di chitarra ai ragazzi, perché i ragazzi insomma anche loro invece di andare al mare sono venuti qua e sono stati 8 ore al giorno dalle 9 mattina alle 5 di sera a studiare con tutti gli intervalli dovuti ovviamente e con grande entusiasmo come vedete più tardi, e quindi insomma quella che si dice la bella gioventù cerchiamo sempre di aiutarla in tutte le maniere possibili. Grazie e buon ascolto. Ma devo ringraziare essenzialmente una assistente al corso di pianoforte senza la quale non avremmo potuto fare nulla e ha dato, diciamo così, un grosso aiuto anche per quel che riguarda l'organizzazione e la gestione amministrativa. E Marinella Vista, mia moglie, diciamo che mi ha dato un grosso aiuto anche per la classe di pianoforte, sa suonare, per cui è riuscita a seguire e diciamo che abbiamo fatto il giro diciamo, è stato un giro continuo perché tutti i pianisti erano a piano terra e da un'aula all'altra a circolo continuo per seguire tutti, è stata una cosa abbastanza interessante. Comunque, partiamo perché l'altra cosa, sarà un filo lungo il concerto di stasera, ma d'altronde tutti i ragazzi hanno lavorato, tutti i ragazzi hanno imparato cose nuove, tutti i ragazzi meritano di essere ascoltati. Di conseguenza iniziamo con le chitarre, con Lucia Mars, Profumo medio orientale di Paradiso. No, lasciamoli da solo. Sì. Ciao. C'è sassofono, metti il sassofono davanti.
Elisa Ballarini, Rocky Shore di Nuttall. Trio di chitarre, Leila Ottavi, Luca Marcenaro ed Elisa Ballarini. Il console Paolo Guaz.
Arianna Carretto e Lucia Marz. Intermezzo di Stop. Nicola Baracco, studio nella minore di Lucano. Siria al pianoforte, oltre che Donald Trump, tenendo conto che Siria non aveva mai suonato il pianoforte prima di lunedì.
e Sacrezzani ci suonerà Moderato di Bayer.
Filippo Gallo, Nicola Baracco ci suoneranno Andante di Diabetes. Rimaniamo sempre con un gruppo di fugate che sono Luca Marcinaro, Aranna Carretto, Elisa Ballarini, Lucia Max, che suoneranno il brano Distant Drums.
esempio di chitarra, Luca Marcenario suonerà Viva Viva. Abbiamo l'ultima chitarrista solista di questa parte, Valentina Negro, suonerà Happy e da Giulia. Purtroppo non riesco a fare di più. Passiamo alla classe di violino e la prima a suonare sarà Giannina Intriaco che suonerà quello che per eccellenza è il minuetto di Boccherini.
A e B.
americano non noto gol. È stato bravissimo. Giulio Marco suonerà un Dublin Town tradizionale irlandese. Aria Isla ci suonerà di Mozart aria italiana.
sarà Andrea Borri al violino, accompagnato da Martina Rappa e Valentina Negro alla chitarra. Suoneranno i Business, anonimo imprese. Un quartetto di violini composto da Flora Cordani, Gianni Monteato, Maria Sasso e Andrea Borre, che suoneranno le prese in là.
Continuiamo con Andrea Miracchi, che suonerà insieme a Filippo Scotto due clarinetti Daisy Dixon.
Ora un quartetto di sassofonista clarinetti suoneranno Chattanooga Choo di Warren. Quindi Andrea Mirati, Sara Ravotti, Giulia Gallo e Sebastiano Russo.
Gonzalez, last word. Funziona tutto. Sì, sì. Non si è spento niente, funziona tutto. No, no, no.
Diego Colombo di nuovo e Filippo Gallo, Sky Jump Club. Continuiamo con Sofia Ravotti al controverso, un duetto numero 1 K638 di nuovo insieme a questo.
quindi chiamiamo Davide Pinna, ci suonerà di Mozart Andante.
Benissimo, continuiamo ancora con un'altra pianista, Matilde Giudici, che suonerà di Debussy, Skeletal Mirror. Proseguiamo con alcuni chitarristi, abbiamo Elena Ottavi, che suonerà di Paradiso e la danza di Platone. Ora un altro solista, Antonio Stanisci, che suonerà Andante di Carini.
Continuiamo con un trio di chitarre composto da Diego Colombo, Andrea Spelatos e Nicola Baracco, ci suoneranno Schwanenbrand di Mozart.
Antonio Staniscia e Erika Rovagnacchi, l'entertainer Disco Jockey. Adesso con l'ensemble di flauti, classe di flauto, professor Scarlata. Oh, scusami, vero, Erika Rovagnacchi, di Lennon McCarthy di Estabile.
hanno l'intervista di Stati Uniti. Il primo brano che ascolteremo sarà un brano classico barocco di Charpentier, preludio al Te Deum. I 4 brani si alterneranno il primo flauto e i vari ragazzi. Abbiamo allievi di prima, di seconda, di terza e qualcuno che è già uscita come Sofia e Viola. Per cui abbiamo cercato di fare più brani insieme, più che brani solistici in questa tornata, per un po' per ricollegarci al discorso che diceva Mauro, cioè quello dello stare insieme, capire che fare musica insieme è anche a volte più difficile che non quando sei da solo. Per cui loro in questi giorni hanno davvero lavorato bene, speriamo che il risultato sia altrettanto, ma considerata l'ora non garantiamo il
Secondo brano, C'era una volta West di Ennio Morricone. Il professor Scarlatta sta suonando un flauto basso. È un regalo della scuola di quest'anno, per cui Una fornitura della una scuola. fornitura, non un regalo personale, un regalo alla scuola, perché vabbè, ormai ve lo devo dire, grazie a Prof. Borri, a ottobre mi ha sentito dire: io ne vengo da finale, lo sapete, io avevo il mio gruppo di flauto ensemble, ma non sono mai riuscito in tanti anni ad avere l'ultimo strumento che completa la famiglia dei flauti. Abbiamo comprato, abbiamo l'ottavino, abbiamo il flauto normale. Questo è davvero molto prezioso e comprarlo costa davvero un bel po'. Quando mi hanno sentito dire che ci sarebbe voluto per completare la famiglia dei flauti, il prof. Borri subito si è adoperato. Ecco, io non ho fatto in tempo a trascrivere i brani, perché questo è il primo che trascrivo per questa tornata, perché è arrivato a fine febbraio, è stato un regalo alla scuola, ma anche a me come insegnante di flauto, davvero prezioso. Quindi stasera lo sentiamo forse, se riesco a suonarlo, per la prima volta, quindi lo inauguriamo con Morricone e Ennio. Pezzo più contemporaneo, più o meno. Viva la vita dei Coldplay.
brano dei flauti, I Will Follow Him di Marsh. parte solistica di ensemble, e prima di concludere la serata, sommato giusto così, passiamo alla consegna degli attestati. Ogni ragazzo del corso, ogni allievo del corso avrà un'attestazione che ha lavorato in settimana facendo musica e che ha lavorato bene. Allora, iniziamo con la classe di
pianoforte. Freire Jimenez Chloe. Venite qua e iniziate qua. Classe di pianoforte. Poi Tim Nadali. Emma Milaccia. Islam Aria. Margenaro Silvia. Erika Cazzani. Giulia Marx, Alice Marata, Giorgio Gagliolo, Agnese Staniscia, Matilde Giudici. Allora, un attimo davanti qua col diploma, facciamo 2 foto. Questi fogli li mettete insieme dispartiti così non li perdete. Dov'è? Qua. Sì, mettetevi qua. Venite. Continuiamo corso di chitarra. Che ci viene prima Andres Pulata, Elisa Ballarini, venite, Elisa Ballarini, Gallo Filippo dietro, Marcenaro Luca, Valentina Negro, Lucia Marx, Diego Colombo, Erika Romagnati, Martina Nata, Nicola Baratto, Lelio Ottavi, Mariana Ferreri, Antonio Ferreri. Andiamo. Classe di violino. Giulia Sasso. Andrea Rodi. Violino Francesco Andrea Piero. Giovanni Cordiani. Andrea Rossi. No. Basta, finito. C'erano bene 2 in più, ma avevano già un impegno stasera precedente al corso e c'era anche la collega che ha lo stesso impegno, cominciato con un'altra orchestra. Classe di flauto, Sofia Ravotti, Mattia Milano, Viola Scarlatti, Manzotti Lorenzo, Aria Isma, Sara Pinotti, corso di clarinetto e saxofono, Sara Ravotti.
Mirati, Andrea Pazzi, Sebastiano Rossi, conferma. Giulio Gallo, anche qui al sostegno di i pianisti che non hanno strumento andate e prendete tutti le G che sono state di là. Sì, sì, io solo male al braccio, per il resto. Sara, Qualche mese fa. sì che è quasi Finalmente mi cominciano la possiamo Allora, siamo ancora in attesa. Quasi scarpe, togliamo così il peso della diretta. aspetta che lo porta mia madre che mi legge la vita da qui a
Se questo non ci arriva. Paolo. Dove c'è Paolo? Seconda. Allora, come ho detto, tutti i pezzi di questa sera sono stati preparati nell'atto di conseguenza. Bravi! Allora, il repertorio circoscolario sono trascrizioni da brani abbastanza famosi e adattate ovviamente all'organico. Sono specie di scuola. Vedi? Poi il primo è un brano di Edgar, autore inglese, abbastanza famoso, ed è un brano che viveranno con una passione romantica che sentirete non ha confine. Tanto siamo in famiglia ormai.
scambio, abbiamo dato anche delle percussioni ai pianisti, multiruolo.
Niente, ovviamente sia i professori sia i ragazzi sono stati, come dire, multitasking, hanno utilizzato diverse forme musicali. Sempre ragionare con i ragazzi, dicevo appunto con i colleghi che il primo giorno al primo intervallo ho detto non ce la posso fare. E invece oggi sono forse meno stanco perché suonare con i ragazzi è una gioia, penso, spero per loro, ma sicuramente per loro, perché come chi ha insegnato sa che si impara più di quello che si riesce a trasmettere, credo. E quindi la dimostrazione che da noi siamo a scuola e che si riesce a comunicare questa energia è la più grande dimostrazione che la musica e l'impegno che i ragazzi, che dicevo con la mamma, che secondo me saranno anche personali, ma quando suonano sono più belli, non lo so, se è vero per i genitori sicuramente, ma io li vedo sempre più belli perché comunicano positività. Grande applauso al maestro. Ma anche bene come sono scritte, quindi se rendono, come dire, bene anche bene, insomma, della capacità di trascrizione del professor Borri. Non so, decida lei, speriamo che non ci siano altri intoppi, perché anche quest'anno è stata una cosa sul filo del rasoio, per i locali, per tutto, però l'ambiente è bellissimo, è adatto per fare questo tipo di corsi, di eventi. Spero che i ragazzi si siano divertiti, hanno lavorato tantissimo, su questo non c'è alcun dubbio, sono stati veramente concentrati e bravissimi. Un applauso a tutti, un applauso. Sono contenti di come si sono comportati, di come si sono impegnati, ma veramente senza dire delle cose che non sono vere. È vero, arrivo quasi da stupirsi su come abbiano lavorato e come siano riusciti. Beh, comunque il risultato è non abbandoniamo loro perché speriamo di rivederli poi più avanti. Per quest'estate abbiamo finito,
ci si rivede il prossimo anno.